Le tue ambizioni? In Italia sto giocando, penso questo è il quarto. Sì. Prima dove hai giocato, scusami? Primo anno che sono stato qua giocavo a Empoli, Ah, Empoli. poi sono andato a Trieste, Trieste, e poi a Trieste e ora qua. Hai giocato contro il Treviso l'anno Sì. scorso? Che cosa ti ricorda? Due volte. Sì. Che cosa Ah, ti ricorda? Hanno un bellissimo stadio, cioè, poi veramente i tifosi sono tutti bravi, cioè, cioè, Che si tifano fanno sempre, sentire. si fanno sentire sempre. Sono venuti È anche l'altro giorno, no? Sì, sì, veramente bravi. Sei il quarto sloveno che veste la maglia del Treviso. Il primo è stato un certo Andanovic, mi pare che si chiami. Andanovic. Andanovic. Ed era portiere. Casualmente. Quante cose. Andanovic è il ragazzo a cui ti ispiri come portiere? Speri di seguire la sua carriera? Spero seguire la sua carriera perché ha fatto in Serie A tanti anni, ha fatto anche bene, spero che arrivo anche io là. Come hai iniziato con il calcio? Come ho iniziato? Ho guardato mio fratello. Anche lui portiere? No, lui è mezzala, però ho guardato lui e ho iniziato a amare il calcio. Com'è in Slovenia Il calcio? eh? Non è come qua in Italia che hai tutto disponibile, sono società che si mettono dentro, però non è lo stesso come in Italia. Non c'è lo stesso professionismo. Che caratteristiche hai tu come portiere? Qual è nelle uscite, nei rigori, nelle... No, più che altro, va bene, fisico è abbastanza, sono grande. Poi parate, parlo tantissimo. Ti fai sentire con la Sì, difesa? Sì. Vuoi che tutto il settore difensivo sia concentrato, Sì, no? sì. Ecco, hai un compagno di reparto che ha la tua stessa età Sì. e più o meno gli stessi clean sheet l'anno scorso. Come vivi questo rapporto? C'è una competizione positiva? Sì, è una competizione positiva, è una anche bellissima cosa perché mi serviva la competizione e per quello mi piace un sacco. Bene. Grande. Grazie.